Seconda prova del trofeo Croce Rossa italiana, la seconda batteria porterà altri quattro concorrenti in finale. Lo schieramento è Elora Mo, Cleo Feccol, Belgnaro Lussi, Elettra Griff, Edelweiss Bass, Carpe Diem Col in prima fila, Caio Vettonio, Elios Ciak SM in seconda, in chiusura Elettra Griff favorita. Daniele Zanardi in sediolo, che parte subito molto veloce e va a condurre nei confronti di Cleo Feccol. All'esterno invece Carpe Diem Col. Lungo la corda vediamo in terza posizione, dovrebbe essere Belgnaro Lussi davanti a Edelweiss Bass, poi Elora Mo, mentre all'esterno per il momento è soltanto Carpe Diem Col. Primi 200 completati in 15,4 e 400 iniziali coperti dalla favorita Elettra Griff in 31,7, subito ha provveduto a rallentare l'andatura. All'esterno sempre Carpe Diem con all'interno Elios Ciak SM, al largo c'è anche Elora Mo. Intanto molto tranquillo il ritmo iniziale, 48,1 per i 600. Seconda posizione che si mantiene per Cleo Feccol avanti a Elios Ciak SM, all'esterno c'è anche Belgnaro Lussi in terza pariglia. Intanto 800 metri in 1,36, 15,5, il parziale davanti alle tribune, siamo a metà gara con leader sempre Elettra Griff, in scia Cleo Feccol, all'esterno Carpe Diem Col, chilometro completato nell'ordine dell'1,19. Ora l'allungo di Elettra Griff con Carpe Diem che prova a rimanere comunque a contatto, in corda, in scia c'è sempre Cleo Feccol. Tenta la terza ruota intanto Belgnaro Lussi, viene anticipato da Elora Mo. Avanza Elora Mo in terza ruota anticipando Belgnaro Lussi, mentre cala Carpe Diem Col. Lungo la corda segue bene invece Cleo Feccol, al comando però c'è sempre Elettra Griff, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo con Elettra Griff in vantaggio. In seconda posizione c'è Cleo Feccol, poi all'interno lo scatto di Edelweiss Bass, finale con il successo per Elettra Griff, per il secondo è ancora Cleo Feccol, mentre per il terzo c'è probabilmente fotografia da vedere l'arrivo per il terzo posto con all'interno Edelweiss Bass, andiamo a rivedere, e all'esterno il numero 8 di Elios Ciak SM, quindi da vedere il risultato per quanto riguarda il terzo posto. Invece il successo è nettissimo in percorso di testa da parte di Elettra Griff e Daniele Zanardi per conto di Lamberto Barbieri e della proprietà dello stesso Daniele Zanardi.